per gli ex consiglieri regionali, perché per tutti gli altri invece è una notizia ottima, ed è che finalmente si è cominciato a incidere su certi privilegi veramente odiati. Nessuna sorpresa, nessun tentennamento. Nonostante le proteste formali di alcuni ex consiglieri, il taglio dei vitalizi è stato approvato in pochi minuti all'unanimità dalla prima commissione di Palazzo Ferrofini, insieme all'altro progetto di legge che prevede l'introduzione del sistema previdenziale contributivo per chi siede tra i banchi del Consiglio. Posso esprimere la soddisfazione perché non ci sono stati problemi ed è stato licenziato all'unanimità dalla commissione. È già all'ordine del giorno in Consiglio, sicché martedì 16 tra i primi punti verrà trattato anche la riduzione questa piccola riduzione per quanto riguarda i vitalizi. Sono stati calendarizzati tra l'altro i primi punti dell'ordine del giorno del Consiglio della prossima settimana e quindi prima di Natale la legge verrà sicuramente approvata. I due progetti di legge hanno avuto come primo firmatario il Presidente dell'Assemblea, Clodovaldo Ruffato, ma sono stati condivisi e firmati dai rappresentanti di tutte le forze politiche. Era un provvedimento che, nonostante ciò che dica qualcuno, credo sia corretto. Naturalmente bisogna lavorare anche sulla riorganizzazione della macchina regionale, del Consiglio, della sua organizzazione, a partire per esempio dalla riduzione delle commissioni, ridurre altri eventuali costi superflui che sicuramente ci sono. Passato l'unanimità mi pare molto positivo, indipendentemente dalle richieste, intimidazioni e osservazioni che venivano dagli ex consiglieri regionali. Ognuno di noi deve saper rinunciare a qualcosa, noi lo stiamo facendo ed è giusto continuare a fare così. Vi avevamo annunciato nei giorni scorsi le comunali del Movimento 5 Stelle, invece no, non si faranno perché